72esima edizione Casa Moderna, ci troviamo all'interno del padiglione 8, Saperi e Sapori, gli artigiani, l'eccellenza degli artigiani del Friuli Venezia Giulia. Organizzato da Io Sono Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio Pordenone e Udine, Confartigianato di Udine, CNA Friuli Venezia Giulia, Catta Artigianato FVG. E adesso andremo alla scoperta di Saperi e Sapori. Saperi e Sapori, Rigo, Ornella, Mobili. Parliamo di alto artigianato, Cavaliere Adriano. Fresco Cavaliere. Esatto. Adesso siamo qui a Casa Moderna, siamo ritornati anche quest'anno, visto il bel risultato dell'anno scorso, abbiamo esposto una cucina, un tavolo qui in legno massiccio, abete legno massiccio. La nostra azienda produce mobili su misura, mobili personalizzati, tutti in massiccio, tutto in abete massiccio. La nostra azienda si trova a Sacile, in via Calliselle, dove abbiamo anche l'esposizione assieme alla fabbrica. Potete visitarci quando volete e sarete accolti dalla nostra redattrice che vi darà dei consigli e dei suggerimenti su qualsiasi vostra richiesta. Ci troviamo presso la bottega di restauro e decorazione. Con me c'è Selene di Camporosso che si occupa di restauro e decorazione. Nello specifico io sono la decoratrice, Francesca, che in questo momento non è qui, è la restauratrice. Da circa quasi ormai 30 anni abbiamo il negozio a Camporosso e restauriamo e decoriamo mobili. In questo momento qui alla Fiera della Casa Moderna abbiamo portato delle cose dell'oggettistica, degli acquerelli, ci occupiamo a 360 gradi anche di restauro mobili, di decorazione di tutti i tipi, anche all'interno degli appartamenti. Da quanti anni fate questo mestiere? Sono 30 anni. Da un'eccellenza all'altra l'artigianato del sughero, Fabris Solution. Ecco, noi lavoriamo nel sughero, praticamente partiamo dalla polvere del sughero, maciniamo il sughero o ricicliamo i tappi, tutto quanto riguarda il sughero, dalla polvere poi andiamo a creare un impasto e con l'impasto andiamo a creare dei tessuti che poi andiamo a modellarli creando le rose in sughero. Questo impasto non lo utilizziamo solo per le rose, ma lo utilizziamo anche per fare complementi d'arredo, tipo orologi, vassoi e altri vari rivestimenti, superfici che si possono realizzare. Tutto ciò personalizziamo, diamo la possibilità alle persone di venire in laboratorio e personalizzare e creare qualcosa di unico, in maniera che quando escono il loro prodotto è realizzato in sughero ed è un prodotto unico. Una cosa che mi ha colpito molto è il papillon in sughero. Sì, facciamo anche il papillon in sughero, visto che io con il sughero, essendo molto morbido, riusciamo a fare il sughero, il papillon. Da un'eccellenza a un'altra eccellenza, la bottega delle idee Casarsa. Con me c'è Giuseppina. Mi racconti un po' la tua azienda, Giuseppina? Allora, la nostra azienda, noi siamo un'azienda artigiana di Casarsa della Delizia. Cosa facciamo? Confezioniamo biancheria per la casa. Biancheria per la casa in abbinamento con prodotti friulani. E abbiamo perciò le confezioni con le bottiglie di vino, con le marmellate, con le confetture, tutto prodotto friulano. E sono confezioni utili, sono confezioni non solo da ammirare, ma che si possono utilizzare. Sono tutte idee regalo in buona sostanza? Sono tutte idee regalo diverse. Tutto quello che voi vedete non sono i soliti regali, ma un regalo utile. Tra le tante eccellenze in Friuli Venezia Giulia abbiamo anche l'eccellenza del mosaico. Qui con me c'è Marisa di Mosaic Life. Ci racconti un po' qualcosa dei tuoi mosaici? Certo, volentieri. Allora, io mi occupo di mosaico a tutto tondo, quindi dalle cose più piccoline ai lavori più importanti, gioielli, idee regalo, oggettistica, fino a lavorazioni nell'edilizia, cose più importanti, rivestimenti, pareti, piscine, facciamo veramente un po' di tutto. Vedo che è un po' di oggettistica qua, ce ne mostri una? In questo caso sì, per questa fiera ho portato dal gioiellino appunto all'idea regalo, abbiamo cornici, abbiamo cuoricini, abbiamo braccialettini, orecchini, veramente un po' di tutto fatto col mosaico in chiave moderna. Tante le eccellenze, oggi è il momento di Gloria De Martin per Emozioni De Martin.
Un sacco di belle cosette ho visto qua dietro. Mi racconti un po' la tua attività? Allora, noi siamo da 38 anni sul mercato. Emozioni nasce esattamente 38 anni fa e noi vestiamo la notte. Per noi creiamo lingerie e abiti per la notte, perché la donna sia sempre seducente, non solamente per quello che appare esternamente, ma anche nel proprio intimo. E ho visto proprio questi abiti per la notte, perché già la parola abito rende la cosa più bella. Esatto. Per noi il fascino, la comodità, la bellezza, la ricercatezza dei materiali, degli accessori è il nostro core business. Un'eccellenza importante è la pasticceria e il gelato. In questo caso abbiamo Charlotte di Marco Battistutta. Allora, io ho aperto la mia attività, gli ho dato il nome Charlotte, a San Giovanni Natisone, nella frazione di Dolegnano, 14 anni fa. Adesso negli anni abbiamo iniziato a fare, oltre alla pasticceria tradizionale, che qui ho anche il pacchetto di biscotti, le gubane, il gelato, ma abbiamo iniziato a fare ultimamente anche una linea di gelato e cioccolatini a base di vino, quindi col Cabernet, con la ribolla gialla, ma anche con le varie tipologie di vino per le singole aziende. Unire un po' le due cose più importanti del Friuli, il vino e magari la pasticceria, è una bellissima idea. Sì, una cosa innovativa proprio anche per valorizzare il territorio con i prodotti locali, quindi non fare sempre le stesse cose che fanno tutti, ma anche creare qualcosa di nuovo proprio per valorizzare non solo l'azienda, ma anche il nostro territorio. E dopo questo percorso di interviste qui a Saperi e Sapori, siamo nel padiglione 8, noi vi aspettiamo qui a Udine, 72esima fiera Casa Moderna Saperi e Sapori.